Del passaggio della competenza di determinate arterie dalla provincia alla regione o ad ANAS si parla da tempo, anche nel Trevigiano, dove tra le strade interessate a questo trasferimento di pertinenze rientra l'SP 248 Schiavonesca Marosticana, che parte da Vicenza e nel tratto della Marca da San Zenone degli Ezzelini finisce a Nervesa della Battaglia, passando per Fonte. Stiamo parlando di una strada di collegamento trafficatissima che si vede come punto nevralgico in entrata e uscita dalla pedemontana veneta. Tutti conoscono la criticità di quel semaforo di Onè che vede la 248 intersecarsi con le vie Montegrappa verso nord e Castellana verso sud, quest'ultima che porta proprio al casello SPV di Riese. La provinciale è destinata a rientrare sotto l'egida regionale con Veneto Strade ed è proprio a questo punto che la provincia e il comune di Fonte stanno facendo fronte comune per chiedere proprio alla regione di portare avanti un lavoro di squadra per poter risolvere un punto nero della viabilità locale. Fonte secondo me è il punto principale perché veicola un numero di macchine assolutamente importante, è a cavallo tra diverse zone industriali, riceve il traffico della pedemontana e quindi in questo momento forse è il punto più critico che abbiamo tra la Castellana e la pedemontana del Grappa. Il sindaco di Fonte ha avviato un processo di riqualificazione viaria che dovrà essere portato avanti anche tra i comuni del circondario, a cominciare da quelli afferenti all'IPA con cui Sommadossi si è già confrontato. È la porta di casa di tutta la Pedemontana, un territorio che con tutta l'IPA raccoglie quasi 60.000 abitanti e abbiamo quindi bisogno davvero di un aiuto da parte di tutti perché davvero insieme quest'opera si può fare. È già stato abbozzato qualcosa? Abbiamo già un'opera ingegneristica di quello è appunto che di questa rotatoria, però il mio è un discorso a fare anche un po' più ampio per il centro di Onè. Si tratta di una piazza, quindi si tratta di collocare una rotatoria all'interno del cuore pulsante del commercio che era negli anni scorsi Onè. Quest'opera è un'opera dei cittadini, dei fontesi, del territorio pedemontano.